Rapina, furto, ricettazione. È con queste accuse che un quarantenne tunisino si trova ora nel carcere di San Vittore a Milano. Era stato portato al centro per il rimpatrio, ma in attesa della sua espulsione per reati commessi a Venezia, l'indagine della Procura Lagunare ha ricondotto al quarantenne la responsabilità di numerosi atti illeciti commessi tra il Lido e il centro storico. Furti e rapine che hanno avuto inizio ad agosto dello scorso anno. In un caso, il quarantenne era entrato in un negozio con il volto parzialmente coperto con un cappello e minacciando la commessa con un coltello ha intimato di farsi consegnare 140 euro. In un'altra circostanza, sorpreso dal titolare del locale a rubare 750 euro dalla cassa, lo ha minacciato con un coltello da cucina preso proprio all'interno dell'esercizio per guadagnarsi la fuga. Oltre a questo, l'indagato è anche accusato di aver rubato 2.250 euro dalla cassa di un centro scommesse del Lido e di aver usato i soldi di carte prepagate rubate per piccoli pagamenti. Nessuna espulsione per il quarantenne dunque, ma l'arresto nel carcere milanese convalidato dal GIP.